Allora, chiudendo un po' la parentesi di Treviso, poi torniamo appunto al discorso generale di chiusura. Voi avete fatto questo lavoro, un lavoro di ricerca bello impegnativo sul territorio, auspicando che cosa? Che il legislatore tenga conto di una serie di proposte che sono intanto venute fuori la regione, la regione, perché in primis la regione, poi chiaramente la regione deve intrecciarsi anche con gli atti aziendali che deve fare l'ULSS. Non dimentichiamoci che tutto quello che noi abbiamo analizzato è frutto di scelte organizzative determinate dalle 3 ULSS che c'erano prima e dalle 3 conferenze dei sindaci. Da inizio di quest'anno c'è una sola ULSS e la somma delle 3 conferenze dei sindaci è diventata una, per cui abbiamo anche suggerito di prestare attenzione che quando si mette insieme tutto non si mette insieme verso il basso ma verso l'alto, quindi guardando sulle esperienze più positive che ci sono in provincia di Treviso. Per cui la prima cosa è bisogna aumentare le impegnative per la residenzialità. Se riesci ad aumentarle sia incrementando il fondo, sia come si dice strutturando le fasce, ci si mette a ragionare e un punto di equilibrio si trova. Bisogna, come si dice, creare figure professionali in prospettiva per seguire gli anziani, sia quelle, come si dice, sanitarie, le operatrici sanitarie, operatori sanitari, ma anche tutte le figure mediche che sono in convenzione e molto spesso tra l'altro c'è anche gente che è, come si dice, in pensione e che essendo in pensione hanno già una certa età e quindi prima o dopo insomma tireranno i remi in barca anche loro, quindi c'è la necessità. Guardare in prospettiva, bisogna guardare in prospettiva, siccome il 2030 non è, come si dice, tra un secolo, ma sono dati che poi incrementano continuamente. E dopodomani già adesso ci sono delle tensioni, per cui insomma il legislatore deve avere la lungimiranza di organizzare guardando questi numeri. Allora alcuni suggerimenti li hanno colti nella discussione, si tratta di capire se poi nella pratica li realizzano, ed è chiaro che noi siamo qui per pungolare anche il legislatore, ma se facciamo crescere anche tra la popolazione l'attenzione a questi temi, molto probabilmente insomma si sposta anche un po' di opinione pubblica sulle cose da fare. Ecco, allora adesso qua ci ripiombiamo sulla situazione generale regionale. Sì, e diciamo che noi abbiamo su questo punto, quello delle case di riposo, ma più in generale sulla problematica dell'invecchiamento della popolazione e quindi dell'attenzione necessaria, che poi significa tradotto più risorse orientate in questa direzione. Ci sono poi delle proposte operative che noi cerchiamo di costruire, ovviamente in modo unitario, cercando di proporre al sistema politico che deve fare il suo lavoro, cioè la giunta regionale, il consiglio regionale, alcune proposte. Diciamo che molte delle questioni che sono state evidenziate da Barbiero, che è la realtà trevigiana, sono in realtà le proposte di tutta la regione. Sono per esempio aspetti di natura fiscale, perché per esempio noi diciamo certo, queste strutture è giusto che paghino un IRAP con una quantità diciamo simile a un'attività produttiva. Secondo noi queste strutture dovrebbero avere una fiscalità di vantaggio, adesso senza entrare nei meccanismi, perché è chiaro che se arriva la multinazionale che apre una struttura privata eccetera è un conto, ma se siamo in presenza di una struttura pubblica finanziata sostanzialmente o dalle risorse private o dall'intervento pubblico che copre la parte che non viene coperta dalle risorse private, è giusto dare una fiscalità di vantaggio. Tenete presente che poi queste sono anche strutture che hanno dimensioni proprio per la natura dei servizi che prestano di una certa dimensione, parchi, cioè che hanno strutture, insomma, e quindi noi per esempio proponiamo che si affronti il tema anche da questo punto di vista, che vale sia per le attività assistenziali ma anche per le attività educative nell'ambito
pubblico. Le impegnative di residenzialità sono ferme al 2010, poi in realtà bisogna dire che nel 2016 non si può pensare, 7 anni fa, perché dobbiamo anche avere la dimensione che o c'è un'integrazione anche con una modalità, diciamo, di articolazione, come diceva prima Paolo, che è una, diciamo, una ristrutturazione logica, no? Cioè, io posso avere bisogno magari di un'impegnativa a 70 euro, ma posso averne una magari di 30 euro. Interessante in quel convegno che hanno fatto recentemente a Conegliano, che ha fatto lo SPI di Treviso a Conegliano, lo stesso direttore a casa di riposo ci portava l'esempio di una signora che non ha bisogno dell'impegnativa da massima, ma può avere un'impegnativa più modesta, di articolare anche l'impegno in modo da allargare la fascia di copertura, perché magari anche ad invarianza di risorse, cosa che non penso, perché vista il fabbisogno penso che le risorse devono essere incrementate, ma anche ad invarianza di risorse ampli la possibilità di copertura, perché, diciamo, differenzi Poi abbiamo un tema che riguarda il personale, adesso questo non riguarda direttamente noi dello SPI, ma come CGIL ci riguarda, e come, perché noi diciamo che per esempio sul personale abbiamo bisogno di fare dei ragionamenti anche in prospettiva, anche qui lo si diceva a Treviso, ma è un tema generale, no? Le operatrici sanitarie vanno, diciamo, programmate, perché tu rischi che perdi proprio, cioè, oltre ad avere, diciamo, uno spazio di attività. Cioè, esiste una certificazione per capire l'efficienza di questa società di assistenza privata? Sì, esiste, anche perché le case di riposo, mi riferisco alle multinazionali, prendendo le impegnative della Regione, le persone con impegnative della Regione devono rispondere, come si dice, ai parametri che la Regione ha dettato. Quindi e ci sono i controlli. C'è un dato che però capisco da quella domanda, che è quella che noi abbiamo affrontato un po' a lato nella discussione, perché noi stiamo parlando di case di riposo che sono accreditate dalla Regione, okay? E quindi, essendo accreditate, devono rispondere a ciò che la Regione impone, e la Regione deve controllarle, e anche noi, andando dentro, pretendiamo che ci rendano trasparenti, insomma, come viene gestita la casa di riposo. Poi però ci sono anche case di riposo o case di soggiorno non accreditate, dove uno va, paga la sua quota, magari è anche bassa, ma chiaramente il livello di qualità è non basso, di più, e ci sono situazioni che stiamo tentando di monitorare, quindi va distinto dalle case di riposo che sono accreditate da quelle che invece non sono accreditate, agiscono sul libero mercato e non sempre rispettano i standard. Per dirti, invece di avere camere con un ospite o due, ce l'hanno con 4, invece di avere un rapporto di una OS,4 ogni 2, chiarissimo, che non ha magari i medici preparati, non ha le strutture per una riabilitazione. Ci sono case di riposo dove, perché l'importante è che uno entra in casa di riposo, è non autosufficiente. Il primo obiettivo che si pone è di non farlo peggiorare, okay? Certo, ma l'altro è quello, anche in alcuni casi questo succede, di farlo migliorare, che quindi può anche tornare ad avere un po' di autosufficienza. Abbiamo anche poi il tema del comitato degli ospiti, cioè in queste strutture c'è anche un livello di partecipazione dei familiari e degli ospiti che devono contribuire a partecipare. Noi per esempio pensiamo che queste strutture vadano rafforzate attraverso, noi ci impegniamo anche a sostenere queste situazioni. Poi le case di riposo, quelle accreditate in Regione, devono fare tutte quante la carta dei servizi, e se si va sul sito si trova la carta dei servizi, quindi si riscontra anche se quello che hanno scritto nella carta dei servizi corrisponde all'organizzazione che poi loro fanno per dare questi servizi. Ecco, siamo arrivati al termine, per cui il tempo è volato. Mi sa che dovremmo dedicare altri capitoli a questo discorso delle case di riposo, perché riguarda tantissime persone, è interessante, dei servizi che possono offrire e degli sviluppi che ci possono essere
essere, quindi venga l'iniziativa di ricerca nel territorio di Treviso, magari dopo se ne vengono fatte in altri territori, è altrettanto importante. Allora, io ringrazio naturalmente del contributo dello SPCGL e Daniele Tronco di essere venuto con noi, di essere venuta anche Paolino Barbiera per quel che riguarda Treviso, e naturalmente noi ci rivediamo come sempre prestissimo per l'aggiornamento, e poi ricordatevi il martedì alle ore 21 i 15 minuti di anteprima con lo SPCGL dove scoprite i diritti inespressi, e anche relativamente a questo discorso delle case di riposo di diritti inespressi all'interno di persone residenti ce ne sono molti. Arrivederci, grazie. Se si vuole si può fare anche una puntata come